Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma prima i nostri titoli. Sgominata dai carabinieri del ROS di Reggio Calabria, un'organizzazione di narcotrafficanti che operava dal Sud America fino al Nord Europa, 30 le persone arrestate. Protestano a Cosenza i beneficiari di Garanzia Giovani, Dote Lavoro, gli enti accreditati e le imprese chiedono alla Regione lo sblocco delle procedure per le graduatorie. A Roma si litiga per il decreto sanità, mentre in Calabria il sistema necessita di interventi immediati e cresce il numero dei calabresi che si curano fuori regione. Mario Chiuto a Catanzaro presenta ai comitati civici obiettivo la presidenza regionale, avanti comunque, ha detto il sindaco di Cosenza. Proclamazione del sindaco di Rendeman nella nuova sala convegni del parco acquatico. Sandro Principe diserta la cerimonia, non è un luogo istituzionale. Scoperti dalla Guardia di Finanza di Castrovillari 195 falsi braccianti agricoli, devono rispondere di falso e truffa. La città di San Giovanni in Fiore si dota di 5 defibrillatori sistemati in alcune zone del territorio cittadino e il primo esempio in Sila. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. Dunque 2 latitanti arrestati, centinaia di chilogrammi di cocaina sequestrati, disarticolata un'organizzazione di narcotrafficanti con base nel Regino e il bilancio dell'operazione denominata Edera. Eccola la rotta della droga dalla Colombia e dall'Ecuador attraverso i porti di Anversa a Rotterdam fino a Gioia Tauro per arrivare nelle piazze del nord Europa e del nord Italia, esattamente in Lombardia e in Veneto. Sequestrati dai carabinieri del ROS centinaia di chilogrammi di cocaina, i panetti pronti per essere immessi sul mercato. La rete dei narcos calabresi disarticolata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria in collaborazione con la polizia colombiana, olandese e la gendarmeria francese. Nell'operazione denominata Edera arrestate 30 persone, 24 in carcere e 6 ai domiciliari. In manette anche 2 latitanti italiani che avevano trovato rifugio in Colombia. Sarebbero presunti broker della droga Santo Scipione e Domenico Trimboli, a capo del sodalizio criminale i clan di San Luca e Platì. Protesta questa mattina a Cosenza dei tirocinanti non pagati, degli enti accreditati in crisi, delle aziende in difficoltà per la non attuazione da parte della Regione delle politiche attive per il lavoro, mobilitazione permanente e raccolta di firme per chiedere alla Regione lo sblocco delle pratiche burocratiche. I disagi riguardano circa 40.000 persone nella nostra Regione. Si sono dati appuntamento a Cosenza nonostante la mattinata torrida per protestare contro la burocrazia regionale che blocca il loro presente e il loro futuro, giovani e meno giovani che hanno risposto ai bandi regionali, come Gerry, dotista della legge 68, presta servizio all'ufficio anagrafe di Corigliano Rossano, da mesi attende di essere pagato. Con grandi sacrifici vado a lavorare, però ci spendo soldi, faccio pure per la benzina, devo mettere soldi di tasca mia, non è giusto questo. È la regione che deve pagare, però non lo sto facendo, non so perché. Adesso basta, lo hanno scritto nello striscione i beneficiari di Garanzia Giovani, Dote Lavoro, le famiglie che si ritrovano nel limbo per l'obbligo formativo, gli enti accreditati per la formazione, gli stessi dipendenti degli enti che denunciano il disagio. È un nostro ente, un ente in crisi e per noi quindi vuol dire difficoltà, vuol dire uno svantaggio, difficoltà economiche, ma non solo, assolutamente per me e per tutti coloro che comunque collaborano e lavorano presso il nostro ente di formazione. Il problema interessa anche le aziende che hanno attivato i tirocini. Nonostante i ragazzi non abbiano ricevuto alcun compenso se non il mio nei 6 mesi di lavoro perché hanno lavorato all'interno della mia azienda, io non ho potuto assumere quello che è stato scelto con tutte le agevolazioni di Garanzia Giovani perché mi è stato detto che i fondi erano finiti e che avrei dovuto aspettare per l'assunzione per vedere se si sarebbe sbloccata qualche cosa.
una cosa vergognosa. Oggi la mobilitazione per chiedere lo sblocco di un settore paralizzato da anni, per chiedere che le politiche attive per il lavoro non restino sulla carta. Le attese sono tante da parte di chi ancora non sa se ha diritto a fare la misura, ma anche da parte di chi ha già iniziato la fase di tirocinio e di formazione professionale e a tutt'oggi non è stato retribuito. Si possa fare un programma per rilanciare quelle che sono le legittime aspettative di questi cittadini. Parliamo di cittadini in difficoltà, in stato di povertà assoluta, spesso. Questa è la cosa più grave. Ci sono i primi contatti con la cittadella regionale da cui si aspettano risposte ed una petizione con più di 1000 firme. Ci dicano chiaramente se vogliono andare avanti oppure se abbiamo scherzato, allora a quel punto lo diranno alle migliaia di persone che oggi aspettano risposte. Cambiamo argomento, o meglio torniamo su un argomento che ormai da giorni è in prima pagina, la sanità. Da giorni ormai che vi raccontiamo del decreto speciale. Bene, mentre a Roma si discute, in Calabria la situazione è sempre più difficile. L'elenco dei calabresi che va a curarsi fuori regione cresce sempre di più. Adesso sono 55.000. Vediamo. Bene. Anzi, male, malissimo. Si continua a parlare del decreto speciale per la sanità calabrese e intanto la situazione, col passare dei giorni, peggiora sempre più. I conti non tornano e i disagi per i cittadini, aumentano. Forse non è abbastanza chiaro che la mobilità passiva è in costante crescita, che 55.000 calabresi si curano in strutture fuori regione e che tradotto in soldoni quota qualcosa come 247 milioni di euro. Se questo fiume di denaro venisse immesso nel sistema calabrese, quante cose potrebbero essere migliorate? È un bel po'. A questo va aggiunto un dato contenuto nel rapporto Demoscopica che non può sfuggire, e cioè che 120.000 famiglie calabresi non hanno il denaro necessario per affrontare i viaggi della speranza. Ma di che cosa parliamo? Si dibatte del nulla mentre la gente soffre, come soffrono gli ospedali, che aspettano le assunzioni, che non arrivano, sospese tra i sì, forse, i vedremo. È tutto così difficile, complicato e macchinoso per la Calabria. Adesso si pensa ad una manifestazione a Roma per il 18 giugno, l'ha promossa il senatore Siclari. Ma serve la mobilitazione? Alla luce delle recenti esperienze pare proprio di no. Gli esempi non mancano, non hanno portato a casa nulla, a parte il solito pacco di promesse, né i sindaci della Locride né quelli del Tirreno Cosentino, se è vero che dopo le proteste non è cambiato nulla. Andiamo avanti, aspettando che vengano nominati i nuovi commissari, come si aspetta Godot. Insomma, la promessa è che tutto cambia, ma in realtà non è cambiato nulla. Finite le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali si mette in moto la macchina per le regionali. Oggi Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza, ha presentato a Catanzaro i comitati civici. Durante il suo intervento Occhiuto ha ribadito la volontà di condurre in porto la candidatura indipendentemente da tutto. Nessun accenno alla coalizione, ma solo la determinazione ad andare avanti puntando sul civismo. Per noi Francesco Straticò. È stata la sede della provincia di Catanzaro ad ospitare la presentazione del progetto per la costituzione dei comitati civici a sostegno della candidatura di Mario Occhiuto a presidente della Regione Calabria. La scelta di Catanzaro non è casuale. Occhiuto ha precisato che bisogna dare il giusto valore al capoluogo della regione. Questo è l'avvio della costituzione di questi comitati civici, ecco, proprio nell'esaltazione del civismo. Sono degli strumenti che ci consentono di interloquire direttamente con i cittadini, quindi di ampliare la base della partecipazione. Sui territori porteremo le nostre idee e queste idee potranno essere in qualche modo recepite anche da chi vuole condividere questo progetto politico, e così insieme potremmo costituire una proposta unica. Mario Occhiuto ha rilanciato i temi forti su cui baserà la sua campagna elettorale: l'ambiente, la raccolta differenziata, il turismo, gli investimenti per lo sviluppo tecnologico. Solo con gli investimenti si può portare sviluppo e crescita in questa regione.
questo progetto di investimento deve essere incentrato su varie opportunità, su varie vie. La prima via è quella che ho sottolineato, la via ecologica, che ci vede impegnati tutti in prima persona come cittadini calabresi, come padri di famiglia. Poi c'è la via tecnologica, abbiamo possibilità in settori che non sono quelli tradizionali di poter sviluppare un'industria, no? Che ci può vedere protagonisti proprio accanto ai nostri giovani, che sono tanti, il nostro capitale umano e sociale. Possiamo lavorare moltissimo anche sul turismo. La Calabria ha soltanto meno di 2 milioni di turisti stranieri all'anno. Infine la sanità, è necessaria una collaborazione con i commissari, dice Occhiuto. La sanità è un'emergenza grave per il territorio per come è stata gestita negli anni. Oggi è commissariata e noi dobbiamo collaborare con il commissario. Ovvio che il commissariamento non deve essere eterno, però non dobbiamo avere questo atteggiamento di ribellismo. È chiaro che noi dobbiamo investire anche lì sugli ospedali nuovi, sono sempre stati annunciati questa costruzione degli ospedali, non sono mai stati realizzati. Domani sarà la volta di Mario Oliverio che a Soverato presenterà alla Regione dei Comuni un'occasione per ribadire la volontà di presentare la ricandidatura per la guida della Regione, mentre Oliverio parlerà ai sindaci dei progressi compiuti dalla Regione. Nella sede regionale del Partito Democratico arriverà il vice segretario nazionale Andrea Orlando. È probabile che si parlerà di regionali ma anche di congresso e forse delle primarie. Oggi la proclamazione del sindaco di Rende Manna nella nuova sala convegni del parco acquatico, ma Sandro Principe diserta la cerimonia perché il parco acquatico non è un luogo istituzionale. Ecco il momento della proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale di Rende. Da oggi si riparte, ha detto il sindaco Marcello Manna, che amministrerà la città del Campagnano per la seconda volta consecutiva dopo il risultato del turno di ballottaggio di domenica scorsa. C'è da lavorare tanto, ha detto, per portare a termine i grandi progetti di trasformazione della città. Manna auspica collaborazione tra maggioranza e opposizione, ma intanto la cerimonia è stata disertata da Sandro Principe e dai consiglieri comunali eletti nelle liste riformiste, che contestano la location scelta per la proclamazione degli eletti, la sala convention del parco acquatico, struttura inaugurata pochi giorni prima delle elezioni. Il sindaco Manna ha deciso di organizzare l'incontro con i cittadini nella struttura della zona di Santa Chiara perché, ha spiegato, non c'era la disponibilità della sala consiliare dove sono in corso dei lavori, ma anche per mostrare ai cittadini il parco acquatico, un bene che appartiene alla città. Una scelta però, come dicevamo, non condivisa da Sandro Principe e da altri 3 consiglieri d'opposizione che non hanno partecipato alla proclamazione degli eletti perché la cerimonia si è tenuta in un luogo non istituzionale. In una nota contestano anche le modalità della convocazione avvenuta, scrivono, in modo irrituale con una telefonata da parte della segreteria del sindaco. I consiglieri eletti nelle liste della coalizione riformista ritengono che le istituzioni debbano essere rispettate e che sarebbe stato corretto, aggiungono, che la proclamazione di sindaco e consiglieri fosse stata effettuata in una sede istituzionale. Le idee di studenti, ricercatori e docenti calabresi alla ribalta nazionale grazie a Startup Calabria, il concorso che premia e lancia le intuizioni che nascono negli atenei della nostra regione. Un concorso di idee che possano diventare realtà imprenditoriali. Da 11 anni Startup Calabria promuove le intuizioni di studenti, laureati, ricercatori e docenti, valutandone la capacità di trasformarsi in imprese di successo. È una sinergia che funziona tra università, la regione e Fincalabra e che premia le proposte con sostegno economico e vetrine nazionali e internazionali. Startup è una startup competition. Ospitiamo idee di impresa, le valutiamo, le ammettiamo ad un percorso di formazione che chiamiamo Academy e facciamo in modo che le idee di giovani aspiranti imprenditori possano diventare delle vere e proprie imprese che operano sul territorio regionale e che creano sviluppo in relazione al mondo accademico e al mondo produttivo. Non abbiamo altre strade per competere nel mercato globale se non quella dell'innovazione, quindi la spinta su questo settore e la startup è un primo inizio di costruzione di politiche innovative sul nostro territorio, è un elemento fondamentale per poter consentire al nostro sistema produttivo di competere a livello globale. L'innovazione di casa in Calabria, i progetti nati negli atenei della nostra regione non passano inosservati. I vincitori della Startup Calabria per 3 anni di fila, negli ultimi 3 anni sono entrati nella finale nazionale del PNI e negli ultimi 2 anni hanno vinto il PNI.
Questo significa che non solo che le università calabresi fanno impresa, aiutano a fare impresa, ma che dalle università calabresi escono delle idee di alto livello che grazie a questi giovani e al lavoro dell'università stiamo valorizzando al meglio. C'è tempo fino al 6 luglio per presentare le idee di impresa da ammettere al corso di formazione. La speranza è quella di compiere lo stesso percorso di Smart Osso, vincitore dell'edizione 2018. Muore prima di essere dimesso, è accaduto nell'ospedale di Vibo. La procura ha aperto un'inchiesta sul decesso di un 45enne. La Procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta sulla morte di un 45enne di Soriano Calabro avvenuta nell'ospedale Iazzolino. L'uomo, un dializzato, il 5 giugno scorso aveva subito un intervento chirurgico. Le sue condizioni erano migliorate, tant'è che nella giornata di ieri erano in programma le dimissioni. Oggi avrebbe dovuto proseguire la dialisi nell'ospedale di Soriano. Prima di lasciare il reparto di chirurgia, però, l'uomo si è sentito male improvvisamente. I medici hanno così disposto il trasferimento nel reparto di rianimazione, dove però è morto poco dopo. Cos'è accaduto e quanto vogliono sapere i familiari del 45enne che hanno presentato denuncia? La polizia ha sequestrato la cartella clinica, un atto dovuto per l'avvio delle indagini. Spetterà adesso alla procura stabilire se ci sono o meno delle responsabilità da parte di coloro che hanno avuto in cura il 45enne e dall'autopsia potranno arrivare risposte importanti. Falsi braccianti agricoli, la truffa scoperta dalla Guardia di Finanza di Castrovillari, denunciate 195 persone, il danno per l'INPS è di 830.000 euro. Il danno per l'INPS è di 830.000 euro, l'ennesima truffa scoperta dalla Guardia di Finanza di Castrovillari. L'operazione è coordinata dalla Procura della città del Pollino, guidata da Eugenio Facciolla. Denunciati 195 falsi braccianti agricoli e i 2 titolari di un'azienda della Sibaritide. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri, l'impresa presentava all'ente previdenziale denunce aziendali e trimestrali dove indicava la fittizia conduzione di terreni agricoli, nonché l'attestazione di impiego di operai, mai avvenuto per consentire l'indebita riscossione di indennità di disoccupazione, malattia e maternità. Nel corso delle indagini svolte in collaborazione con gli uffici INPS di Cosenza e Castrovillari, i finanzieri hanno accertato che il proprietario dei terreni non aveva concesso in fitto ai titolari dell'azienda agricola i fondi per le coltivazioni. I titolari dell'impresa e i falsi braccianti sono stati denunciati per falso e truffa ai danni dello Stato. Emerse infine 25.000 giornate lavorative mai effettuate. Le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. Aveva 6 quintali di manufatti esplosivi del tipo fuochi d'artificio con un contenuto netto di esplosivo di 74 kg e li aveva caricati su un furgone su un'autovettura insieme ad alcune bombole di gas. I mezzi inoltre erano nelle vicinanze di un bombolone di GPL condominiale, una situazione di potenziale grave pericolo per i residenti della zona. A scoprire il materiale esplodente sono stati gli investigatori della squadra mobile di Crotone che hanno arrestato e posto ai domiciliari una cittadina ucraina di 45 anni. Nell'abitazione della donna è stato trovato altro materiale esplosivo. Auto contro guardrail sulla statale 18 a Nocera Terinese, 2 le persone a bordo, una coppia di anziani, illeso il conducente ma in evidente stato confusionale, ferita la moglie che ha riportato traumi agli arti inferiori. La donna, affetta da SLA, sedeva nella parte posteriore dell'auto, estratta dal mezzo dai vigili del fuoco, è stata trasferita con l'elisoccorso presso la struttura ospedaliera di Cosenza. Eludeva gli obblighi giudiziari per incontrare gli affiliati al clan. Le ripetute violazioni del provvedimento degli arresti domiciliari hanno fatto scattare una nuova ordinanza d'arresto per Giuseppe Albaro, 76 anni, alias Utrappitaro, ritenuto esponente di spicco dell'omonima cosca. Albaro è stato arrestato a Sinopoli dai carabinieri ed è passato dalla sua abitazione al carcere. La squadra volante di Serra San Bruno è risalita al 19enne che lunedì scorso con la sua auto ha tagliato la strada e urtato con violenza un'altra vettura in sosta per poi dileguarsi tra le vie del paese. L'uomo che è stato investito ha riportato lievi ferite ed è stato medicato nel più vicino pronto soccorso. La polizia, con l'ausilio delle immagini di videosorveglianza, ha individuato l'autovettura coinvolta. Il giovane di Serra San Bruno è stato denunciato a piede libero per lesioni personali e omissione di soccorso. Cambiamo argomento e ci spostiamo a Vibo per parlare di agevolazioni per gli imprenditori agricoli.
L'intento è duplice ed è quello di agevolare gli operatori economici e allo stesso tempo, attraverso i loro investimenti, contribuire al rilancio del territorio dell'area del Vibonese. Questo è il senso dell'accordo di facilitazione d'accesso ai finanziamenti che il GAL Terre Vibonesi ha siglato con la BCC del Vibonese e Agrifidi. Si tratta di un'iniziativa rilevante rivolta a chi intende sviluppare la propria azienda agricola o crearne una nuova, servendosi degli strumenti finanziari messi a disposizione dai bandi pubblicati dal GAL Terre Vibonesi. Un'iniziativa di grande rilevanza per imprenditori e giovani che vogliono intraprendere questa strada in un territorio come il Vibonese che ha voglia e bisogno di emergere. Un incontro importante quello di oggi perché spiega come si può ottenere finanziamento. Sì, è un incontro molto importante a cui il GAL teneva molto, perché qui oggi c'è la realizzazione di un qualcosa di concreto, un'istanza che è arrivata in maniera chiara dai territori durante i nostri incontri, cioè quello di il 50% lo dà il GAL nei finanziamenti che andiamo a presentare, ma l'altro 50% che è carico del privato, come facciamo? Ecco la difficoltà d'accesso al credito. E allora ecco la sfida che abbiamo preso come GAL. Abbiamo chiacchierato con la BCC, che ringrazio, con Agrifidi, che ringrazio, e da lì questo pacchetto, un pacchetto ad hoc fatto per i nostri bandi. Allora questo strumento servirà ad andare incontro a chi ha difficoltà di accesso al credito. La cosa che abbiamo notato è la presenza di tanti giovani, che significa che c'è una volontà del mondo giovanile a ritornare all'agricoltura. Questo è straordinario, effettivamente in tutti i nostri incontri, ma così come i progetti che stiamo valutando, abbiamo visto questa presenza dei giovani. Finalmente credo abbiamo imboccato la strada giusta. Installato il primo defibrillatore in un luogo pubblico a San Giovanni in Fiore che diventerà presto una città cardioprotetta. La prima area scelta per il progetto è quella dell'Abbazia Florense. San Giovanni in Fiore diventa una città cardioprotetta. Il progetto è stato inaugurato ieri con l'installazione del primo defibrillatore posizionato nei pressi dell'Abbazia Florense, ma il programma di prevenzione e protezione prevede sull'intero territorio comunale 5 apparati salvavita. Il progetto si basa sul concetto di solidarietà e ha come obiettivo quello di combattere l'arresto cardiaco attraverso la creazione di una rete di soccorso tempestiva al fine di tutelare quanto più possibile la salute e il diritto alla vita di ogni cittadino. Certo, non basta l'installazione degli apparecchi per risolvere i problemi, bisogna spiegare le funzioni e insegnarne le modalità di utilizzo. Per questo sarà attivato un corso di primo soccorso per formare cittadini volontari a riconoscere rapidamente un arresto cardiaco, a praticare una rianimazione cardiopolmonare e a utilizzare i defibrillatori. Non è stato facile reperire i fondi necessari e superare i 1000 ostacoli che spesso la burocrazia pone, dicono dall'amministrazione comunale, ma l'obiettivo è diffondere la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza e offrire maggiore sicurezza ai cittadini. Adesso le previsioni del tempo. L'anticiclone nordafricano si strutturerà con il suo cuore molto caldo tra il Mediterraneo occidentale, la Sardegna e buona parte della Sicilia. Nelle aree interne delle due isole maggiori la colonnina di mercurio potrà anche superare i 40 gradi entro il fine settimana. Qualche grado in meno sul nostro territorio che rimarrà leggermente defilato ad est rispetto all'avvezione calda, in risalita dall'entroterra algerino. Domani cielo sereno ovunque, temperature in generale lieve aumento, con punte fino a 37 gradi nelle aree interne. Domani ventilazione debole, con prevalente direzione orientale, con mare ovunque poco mosso, calmo o quasi calmo il settore ionico cosentino. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.